Cari colleghi, illustri signori e signore, bisogna correggere il soggetto di questa relazione perché nell'ordine del giorno è dato una collocazione sbagliata. Non si tratta del volume Senato Misti 35, ma Senato Segreti Registro D già L. La collocazione Senato Segreti 35 esiste, però si tratta di un registro molto più avanti in tempo e anche la cifra 35 è in gioco, ne parlerò dopo. Un attimino, ho perduto il filo. Il Presidente ha già menzionato l'impegno dell'Istituto ormai da 17 anni facendo l'edizione delle deliberazioni miste del Senato di Venezia, in tutto 22 volumi dall'anno 1331 al 1381. Ormai sono apparsi 17, ne darò un resoconto dello stato dei lavori alla fine di questa relazione. Accanto alla serie dei misti, nel 300 c'è una serie dei segreti, ma prima di spiegare le caratteristiche di quella serie devo dire una parola sul ruolo del Senato. Il Senato, dalla fine del 200 in poi, era l'organo legislativo più importante della Repubblica. In questo ruolo seguì al Maggior Consiglio che grazie alla cosiddetta serrata era cresciuto in numero, con una serie di leggi accentrate all'anno 1297 si introdusse la formula che ogni nobile veneziano maschio e adulto facesse parte del Maggior Consiglio. Ciò portava il numero a oltre 1.000 e per questo consesso non era più capace di fare le deliberazioni riferentisi allo stato attuale. Il Maggior Consiglio si riunava ogni domenica, c'erano innumerevoli elezioni in modi assai complicati e per quello la discussione della situazione politica attuale era impedito per mancanza di tempo. Oltre a quello c'era naturalmente il minor consiglio, 6 consiglieri attorno al Doge, c'era la quarantia con compiti giurisdizionali, dal 1310 in poi c'era il Consiglio di 10, ma con compiti di politica interna, le cose interne. Con ciò il Senato rimaneva l'organo più importante per tutto, per il supporto dell'economia, per il commercio, per
fino alle deliberazioni sulle cose estere e su guerra e pace. Il Senato in realtà era composto da 3 parti. Il titolo ufficiale è Consilium Rogatorum et Quadraginta cum addizione, che vuol dire 60 rogati, senatori veri e propri, i 40 della quarantia e poi una giunta di 20 membri, che vuol dire 120 in tutto, più una serie di ufficiali. I verbali cominciavano nell'anno 1292, ma sono perduti i primi 14 registri, con ciò la nostra impresa editoriale comincia col registro 15. Nel corso del tempo si separava alcune materie per lasciare la grande strada ai misti, e questi volumi in un primo momento non avevano nome speciale. Il primo registro, a parte a quelli misti, il primo registro conservato è del 1331, si tratta di un conflitto nell'Istria da marzo a agosto di quell'anno. Ma poi si cominciava una serie regolare di segreti, dando a loro i numeri da A fino ad S alla fine del 300. Sono conservati i volumi A e B, il volume L, il volume R. Ora una mano archivistica ha dato a questi registri i numeri da A fino ad E. In questo momento entra Davide Trivellato. Lui lavora nell'archivio storico-patriarcale e da propria iniziativa ha fatto la trascrizione del registro D, già L, e ha seguito i criteri della collana dei misti e ci ha offerto questo volume che io riguardo un corredo molto fortunato della nostra serie. Si tratta di un volume degli anni 1376 a 77, precisamente dal 14 marzo al 3 febbraio. Dai inventari del 400 e del 500 sappiamo che esisteva un altro registro con il numero L, cominciando dal 1373. L'unica spiegazione di questo fatto è che accanto alla registrazione regolare delle deliberazioni segrete si introduceva un altro registro per materie separate. Infatti le prime deliberazioni riguardano l'invasione del duca Leopoldo III d'Austria e Asburgo nel Trevigiano. Inoltre in quel volume c'è una bella documentazione di un patto con Padova, uno dei tanti. Non mi soffermo
sul contenuto di questo volume che vedrete dopo la pubblicazione. Dico soltanto nell'introduzione, oltre alla spiegazione solita dei criteri di edizione, ci sarà una caratteristica di quella serie, cioè i segreti del 300. Ora vi do un resoconto dello stato dei lavori sull'altra serie. Avevo detto 22 volumi, di cui 17 usciti, fortunatamente, soprattutto grazie al lavoro di Ruggero Rugolo per la parte editoriale e di Bruno Bertaggia per l'amministrazione della finanza e naturalmente grazie al lavoro dei curatori che erano oppure sono François Xavier-Leduc, Francesco Girardi, Claudio Azzara, Edoardo Demo, Laura Levantino e Armando Orlando. Andrea Mozzato e ora anche Franco Rossi. Rimangono 5 volumi, il 30 è andato in stampa proprio in questa settimana, al 27 parlo dei registri sempre, non dei volumi. Il registro 27 è pronto per quanto riguarda la parte generale, mancano gli indici. Il registro 32 è nello stesso stato, cioè mancano gli indici. Il registro 35 è cominciato da Andrea Mozzato, ma non è rimasto orfano. E in questo punto mi riferisco alla cifra 35 perché è proprio Davide Trivelato che si è dichiarato disponibile a continuare il lavoro sul registro 35 per ultimare l'edizione. E ultimamente il registro 36 è in corso di lavoro presso Franco Rossi dell'Archivio di Stato di Venezia, già dell'Archivio di Stato di Venezia. Ci sarà un volume introduttivo, il 23esimo, in cui si darà la storia del Senato nei primi secoli, una descrizione dello stato della conservazione e poi ci sarà il testo del frammento del volume del registro primo conservato per fortuna. Ci sarà l'edizione delle rubriche, cioè breve indicazione del contenuto delle singole deliberazioni, e ci sarà una raccolta di parti perdute, cioè leggi che facevano parte dei primi 14 registri e che sono stato ritrovato in alcune fonti, soprattutto dell'Archivio di Stato di Venezia, ad esempio i capitolari, cioè vuol dire raccolte di leggi per singoli uffici, in registri del Duca di Candia, dove le leggi venivano mandate, e alcune deliberazioni sono state riprese in deliberazione posteriore. Si tratta di una raccolta di un centinaio di leggi che naturalmente non è molto per il corso di
di 40 anni. Questo per il volume iniziale, dobbiamo aspettarlo un po', ma sono di buona speranza che un giorno ci sarà per fungere da pietra finale della nostra impresa. Insomma, le deliberazioni del Senato sono molto importanti per la storia di Venezia, danno una caratteristica della politica di allora e per quello propongo la pubblicazione anche di quel volume dei segreti che è stato curato da Davide Trivelato. È un'edizione fatta, come ho già detto, sulle stessi criteri della collana dei misti e insomma, per quanto posso giudicarlo, è un'edizione buona che si offre all'istituto quasi come un regalo da una parte inaspettata e vi propongo di accettare nella pubblicazione. Grazie.